Cosa? Pro- prova, prova. Ok. Buongiorno, siamo qui oggi per presentare il nostro progetto di legge sulla sepoltura rispettosa degli animali di affezione. È un progetto di legge che vede il sottoscritto come primo firmatario, è stato condiviso da tutto il gruppo del Partito Democratico. Fornire una corretta regolamentazione della tumulazione degli animali. Da dove viene questa spinta in qualche modo che ci ha portati ad accelerare su un tema che già da tempo veniva discusso? Proprio nelle cronache di questi giorni si faceva sempre più evidente la volontà di proprietari di animali domestici, di animali d'affezione, che sono a tutti gli effetti membri dei nostri nuclei familiari, sono a tutti gli effetti parte della famiglia ormai inseparabili nei momenti anche di allegria, delle vacanze, della vita quotidiana, insomma. E quando si incomincia ad avvicinare, ecco, il tragico momento dove per questioni fisiologiche bisogna dire addio ai nostri amici pelosetti, come amiamo tanto chiamarli, c'è sempre il problema di come trattare, dove mettere la parte, ecco, appunto, delle ceneri qualora si fanno cremare o la parte proprio, ecco, del corpo, diciamo, che viene in qualche modo considerato carcassa animale, quindi non di facile trattabilità, insomma, non viene considerato quindi un tipo uh, chiamiamolo, no? Un elemento che non può essere trattato liberamente, ovviamente per questioni igieniche, per questioni sanitarie. Allora tanti si chiedono perché non poter avere appunto le ceneri all'interno della propria tomba de famiglia, della propria bara, dei propri spazi anche all'interno di quelle che sono le proprietà private. E questo ci ha portato ad accelerare su questo tema, a lavorare anche durante le vacanze per costruire un progetto di legge ben articolato che guarda a 360 gradi quelle che sono le esigenze che oggi hanno non solo il mondo animalista, come qualcuno vuol farlo passare, è una cosa che riguarda tutti. Il 50% circa delle famiglie hanno un animale d'affezione domestico, quindi è un problema che riguarda gran parte dei nostri cittadini, non solo come si vuole far passare il mondo animalista e quindi una norma di nicchia. È questo progetto di legge è costituito con 4 articoli, di cui il quarto sostanzialmente sono le clausole di rito, ma i primi 3 articoli sono 3 articoli che guardano, come dicevamo prima, a 360 gradi le opzioni che ci possono essere. L'articolo 1 dice che in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale si possono autorizzare associazioni o privati a destinare dei propri appezzamenti di terreno per fare cimiteri per animali. Sostanzialmente cosa succede? Come qualcuno in battuta dice, è il Far West? No, è una cosa normalissima. Oggi, se c'è un'associazione che segue la tutela animali, un'associazione di protezione animali, piuttosto che un privato che hanno un pezzo di terreno, possono, nel rispetto di tutte quelle che sono le norme igienico-sanitarie, dopo aver chiesto le autorizzazioni all'amministrazione comunale che ha i suoi regolamenti, dopo aver ottemperato alle normative ASL, decidere che quel pezzo di terreno diventa luogo di sepoltura, ovvero cimitero per gli animali. Nel massimo rispetto, insomma, che siano ceneri, che ci sia la parte monumentale sopra, che ci sia un po' quello che in qualche parte già avviene, perché ci sono in giro per l'Italia alcuni cimiteri per gli animali, ma sono privati anche quelli. Non ci sono esempi di grandi strutture a vocazione pubblica, quindi già è un esempio, insomma, che in qualche parte avviene perché in altre regioni è già possibile e quindi già in giro per l'Italia ci sono delle associazioni piuttosto che dei privati che nel rispetto massimo, ecco, come dicevamo prima, di quelle che sono le normative igienico-sanitarie, le normative delle amministrazioni comunali, le normative delle amministrazioni regionali, decidono di destinarli a questo tipo di vocazione.
Perché è importante normarlo? È importante normarlo perché spesso la burocrazia pubblica ingessa questa operazione che vogliono fare gli enti locali, perché deve avere un luogo che urbanisticamente viene destinato per quello. Una volta che il luogo c'è, magari non lo hai previsto anni fa nei piani regolatori, ora dovresti vedere se non è già fatto il PAT piuttosto che il piano del sindaco e quindi prevederlo dentro. Una volta che l'hai previsto, devi andare a gara pubblica per far sì che ci sia chi vuole realizzarlo, piuttosto che farlo con una tua azienda municipalizzata, creando così una serie di lungaggini che spesso scoraggiano e piuttosto, insomma, dissipiamo le preoccupazioni che qualcuno mi ha scritto di pensare agli umani, perché questa cosa è a costo zero per le amministrazioni pubbliche, non costa nulla per la pubblica amministrazione e quindi le risorse che ci sono in capo alle amministrazioni pubbliche possono tranquillamente restare per occuparsi degli umani. Quindi è la possibilità di dare ai privati di poter fare queste opere, anche perché, parlo insomma da possessore di animale domestico, quando si avvicina il momento di dover affrontare il tema di cosa fare con il tuo amico a quattro zampe, e spesso questi luoghi sono privati e noi paghiamo per poter ospitare, ecco, in queste strutture. Spesso non avviene perché sono poche e lontane in alcuni casi. Quindi primo elemento, dare la possibilità ai privati di attrezzare questi spazi e anche associazioni in ottemperanza alle norme, quindi non si toglie nulla a quelle che sono le attenzioni nei confronti di quelle che sono le sepolture cimiteriali tradizionali per gli umani. È giusto specificarlo perché molto spesso anche la parte cimiteriale in molti comuni va in difficoltà e quindi uno dice con i problemi che ci sono non riusciamo a sistemare i cimiteri, tu pensi a sì, pensiamo a perché crediamo che possa convivere sia l'una che l'altra di esigenze e di sensibilità e ripeto è a costo zero per le amministrazioni pubbliche. L'articolo 2 prevede la possibilità di sotterrare le spoglie di un animale di affezione nel terreno privato del proprietario. È evidente che anche questo, come previsto nel progetto di legge, è un passaggio che deve avvenire nel rispetto di tutte quante quelle che sono le norme, ovvero rispettare tutte quelle norme che in qualche modo richiamano a quelle attenzioni anti-sciacallaggio in modo che non ci possano essere altri animali che dopo vanno, disotterrano o quant'altro, però è giusto sapere che a oggi se in una famiglia no, muore il proprio cagnolino, tecnicamente sotto questo aspetto sanitario quel corpo viene considerato come vengono considerati i resti di un animale da macello che viene lavorato per il nutrimento umano. Ecco, sono due cose nettamente diverse. È evidente che, insomma, non è che fai un buco e metti l'animale sottoterra, ci sono tutte quelle precauzioni previste dai regolamenti vigenti che noi citiamo e che devono essere rispettati, dove ci sono tutte quelle precauzioni per l'appunto che possa essere contenitori che isolano il corpo dal contatto col terreno, con le falde acquifere, cioè la stessa cosa che avviene quando oggi in mancanza di loculi metti una bara di un essere umano in cimitero per terra, no? C'è una parte zingata interna che evita il contatto di quelli che dopo sono i residui organici con il terreno, quindi nella massima sicurezza, piuttosto che può anche avvenire che qualcuno decide di cremarlo, lo sotterra nel proprio giardino e fa la parte monumentale esterna che in qualche modo ecco, gli dà la possibilità di continuare a condividere con il proprio insomma, pelosetto degli spazi che va. Tra l'altro, insomma, voglio dire, questa è una cosa che mette anche un po' di regola perché insomma, non sempre le cremazioni corrispondono a quelli che dopo sono il numero di animali che vengono a mancare, quindi vuol dire che probabilmente qualcuno non rispettando le norme in qualche modo può anche pensare, ci auguriamo di no, di potersi adattare al fai da te. In questo modo normando ci può essere non un fai da te, ma il fatto che tu rispetti le leggi e tieni il corpo, diciamo, dell'animale che avevi in casa che è venuto a mancare in una situazione di massima sicurezza per quello che è l'ambiente circostante, le falde acquifere e tutto, quindi privo di ogni contaminazione, quello ripeto che avviene già per gli esseri umani. L'articolo 3
dare la possibilità di tumulare le ceneri degli animali d'affezione riposte in urne separate nello stesso loculo del proprietario nella tomba di famiglia. Questa è una cosa che se ne è discusso nel 2020 all'interno di un quadro normativo molto più ampio. C'era stato sia il consigliere del PD Zannoni che la consigliera della Lega che avevano proposto questo articolo in un contesto normativo più largo, però non sappiamo perché, anche pur condiviso dalla maggioranza, dal 2020 a oggi sia rimasta una proposta che non ha mai trovato gambe. Ci auguriamo che l'azione che abbiamo fatto in questi giorni, abbiamo visto che li ha portati un po' a rispolverare questa proposta, e ci fa molto piacere perché credo che potremmo trovare in un obiettivo comune e condiviso una, per l'appunto, comunione di intenti. Però ecco, appunto, se una persona, anche perché guardate, c'è un problema, e parlo per esperienza personale, così la sintetizzo prima. Io ho le ceneri del mio gatto ben custodite in casa mia dopo che l'ho cremato, ma io non ci sarò per sempre. Queste ceneri dopo di me che fine faranno? Probabilmente finiranno in qualche bidone. Credo che non si faccia del male a nessuno se magari quelle ceneri le mettono nella bara con me o nella mia tomba di famiglia, e mi accompagneranno per quello che dopo, insomma, sarà il mio pezzo di viaggio lontano da questo mondo. Perché guardate, non è che si possono tenere in casa per sempre in eterno. C'è una famiglia che ha animali, cosa fa? Fisiologicamente un animale vive meno di un uomo. I miei nipoti, se i miei figli decideranno di avere animali come me, avranno 50 bustine di ceneri, quindi è giusto che non vadano, ecco. La vita va rispettata tutta, a tutti i livelli, e quindi anche nella fase successiva a quella che è stata la dignità di una vita o di una morte, vanno conservate le spoglie, ecco. E quindi per l'appunto non c'è niente di male se queste tu le metti nella tomba di famiglia o nella bara previa autorizzazione del defunto. Ci sarà chi non lo vuole e farà a meno di averlo, ma chi lo vuole ha questa possibilità, che è quella che in qualche modo in questi giorni aveva fatto nascere un caso a Chioggia. Sentivo delle dichiarazioni di Armelao che diceva che aveva sollecitato lui la destra a fare questo. Insomma, è un problema che gira dal 2020, ecco. Capiamo la sensibilità del sindaco, ma è stato eletto più di un anno dopo che questa sensibilità girava nei nostri ambienti, quindi siamo contenti che si accodi anche lui, per carità, insomma, più siamo su questo tema meglio è. Quindi sostanzialmente noi proponiamo questo. Perché abbiamo deciso di fare questo progetto di legge? Lo abbiamo spiegato prima. Ci auguriamo che ci sia la massima condivisione, vediamo dalle uscite giornalistiche che è un tema che sta a cuore a tutti. Noi siamo qui per mettere a disposizione il nostro lavoro come Partito Democratico, per dire che lo possiamo vedere, lavorare, modificare insieme, ma ciò non toglie che dobbiamo lavorare perché il risultato venga raggiunto. E chiudo dicendo, non è un problema che riguarda semplicemente il mondo animalista, ma un problema che riguarda gran parte delle famiglie venete, perché un animale domestico d'affezione, che non vuol dire solo cane o gatto, ma tutto ciò che rientra in animale domestico d'affezione, quindi criceto, coniglio, lo abbiamo nelle case. E quindi invito anche chi ci sta ascoltando a pensare che un giorno che arriva il drammatico momento non si può pensare di prendere l'animale, buttarlo nel bidone o andarlo a cremare e far finta che sia un pezzo di rifiuto organico. Noi disconosciamo questa visione, noi siamo per una società che abbia rispetto di tutti, e derubrichiamo già le polemiche che qualcuno tenterà di creare, che saranno: bisogna pensare agli umani. L'uno non esclude l'altro. Questo progetto di legge non vede nessun costo aggiuntivo per nessuna cassa di nessun ente comunale, regionale o nazionale. Semplicemente chi ha sempre curato e pagato per avere i propri animali lo farà quando anche dopo loro finiranno di avere questo rapporto con noi, insomma, causa fisiologica a fine vita. Ecco. Grazie a tutti e ecco, auguriamo buon proseguimento di giornata. Grazie.